una giornata importante di riflessione, di approfondimento sui temi in particolare idrici e ambientali. Qui oggi al Castello di Spessa, un'occasione appunto per confrontarsi anche fra addetti ai lavori. Certo, è un incontro prevalentemente dedicato agli addetti ai lavori evidentemente, però sono addetti ai lavori il cui lavoro ha un impatto sulla vita dei cittadini fondamentale. Stiamo parlando di gestione integrata del ciclo dell'acqua e di gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Tutti sanno che con l'arrivo delle authority di regolazione le regole del gioco vengono fatte dall'authority appunto, che stabilisce tariffe e stabilisce i livelli qualitativi dei servizi. Noi siamo qua proprio con esperti del settore per confrontarci, per confrontare quanto facciamo, come lo facciamo. Siamo certi, perché rappresentiamo una realtà decisamente importante, con Servizi Veneto Friuli Venezia Giulia ha 45 aziende e gruppi associati che fatturano più di 6 miliardi di fatturato e impiegano quasi 20.000 dipendenti. Quindi siamo una realtà che anche dal punto di vista industriale siamo decisamente importante e la nostra forza va anche oltre il semplice esercizio dei servizi pubblici. È chiaro che però le sfide sui servizi pubblici ci sono. Il sistema ha dimostrato di avere tenuta e di avere i propri anticorpi. C'è da dire che con il nuovo sistema ha attirato una quantità importantissima di investimenti grazie anche ai fondi PNRR ed altri fondi che il governo ha messo a disposizione. Il compito nostro è di spendere al meglio i soldi dei cittadini e garantire servizi sempre più efficaci e graditi ai nostri utenti, ai nostri clienti. Sono stati tanti gli investimenti svolti a livello territoriale in questi ultimi anni? Assolutamente sì, quasi tutte le aziende dell'idrico hanno fatto gli idrobond ancora prima del PNRR, poi col PNRR sono stati finanziati rinnovi delle reti degli acquedotti, dei depuratori, impianti di smaltimento. Cifre che in aggregato non abbiamo ancora calcolato anche perché l'associazione si sta arricchendo di nuovi soci giorno dopo giorno. Oggi abbiamo festeggiato l'arrivo di AET 2000 che è un'altra azienda friulana del settore di gestione dei rifiuti e quindi ormai occupiamo e siamo presenti praticamente in tutto il territorio sia del Veneto che del Friuli. E quindi questo mi sembra un ottimo auspicio, significa che siamo anche diventati molto attrattivi. Voglio anche ricordare che noi produciamo per i nostri associati una serie di servizi di altissimo livello, in particolare voglio ricordare e sottolineare che noi attraverso il Polo Tecnologico Nettuno di cui siamo concessionari per il Nord-Est laureiamo circa 400 persone ogni anno, in lauree spesso attinenti al nostro mondo, quindi insomma credo che diamo anche un contributo fattivo alla collettività. Un momento di confronto importante sul tema specifico della regolazione indipendente e territoriale, sia quella attuale idrica che quella prospettica nei rifiuti. Siamo qui per ribadire la forza di una realtà economica legata ai servizi pubblici che non è più un'economia di tipo accessorio o di sussistenza come negli anni 90. Oggi le aziende pubbliche, le utility, rappresentano un'economia abilitante che può contribuire in maniera consistente allo sviluppo economico-sociale dei nostri territori. D'altronde la nostra economia è un'economia caratterizzata in ambiti distrettuali, territoriali e ha bisogno di specifiche politiche di supporto e sostegno a livello appunto industriale e le utility possono dare un grande contributo in questa macro transizione economica e anche occupazionale. Qual è il peso del Nord-Est nel mondo Confservizi? Il peso è notevolissimo, siamo nell'ambito più avanzato delle utility italiane, ci sono degli esempi eccellenti come Vivere Acqua per come hanno affrontato certe emergenze, quindi hanno un peso specifico notevole perché si sta parlando della punta più avanzata, più efficiente, più economicamente funzionale nel panorama italiano. D'altronde il nord Italia, il centro-nord è complessivamente ben strutturato e organizzato, ancora pesa la disarticolazione, disorganizzazione, frammentazione nel centro-sud e è il nostro grande bacino a cui dovremmo guardare anche stimolando una collaborazione industriale tra le aziende del nord e quelle del sud che sono
da un punto di vista anche amministrativo assolutamente indietro rispetto a un paese locomotiva quale quello del centro-nord. Il mio intervento verterà sulla regolazione della qualità nei rifiuti nel servizio idrico integrato. Il servizio idrico ha una regolazione che spinge noi operatori a dare un servizio sempre migliore e ci incentiva su questo. È un tipo di regolazione che adesso è stata da poco estesa anche al settore dei rifiuti, del trattamento ambientale, e quindi parleremo di questo oggi per tracciare assieme ai colleghi le linee evolutive della qualità del servizio che diamo ai nostri territori. Qual è lo stato di salute dei servizi in questa regione? Ma non lo dico io, lo dice uno studio che l'ente regolatore nazionale emette una volta ogni anno, ogni 2 anni, ci dice che come qualità del servizio siamo messi molto bene, diamo un servizio molto buono al nostro territorio, ma abbiamo evidentemente alcuni ambiti dove migliorare. Qualità, rifiuti e idrico, questi temi oggi del suo intervento, della conferenza di oggi. Sì, la qualità è diciamo, l'evoluzione in qualche modo della regolazione economica che è già molto consolidata nel settore idrico, ormai iniziata più di 10 anni fa, portando a investimenti sempre più importanti e a un sistema più stabile e più omogeneo sul territorio. La regolazione invece dei rifiuti è arrivata successivamente e segue in qualche modo un po' la traccia che ha lasciato il settore idrico e si sta affacciando adesso anche in modo più stabile e consolidato alla regolazione della qualità. Noi veniamo dall'Emilia Romagna e riteniamo davvero molto importante questo confronto fra realtà che nei servizi pubblici locali operano bene ma con modelli abbastanza diversi tra loro. Il confronto è utile per tutti e credo che darà un contributo a farci crescere. Nello specifico nell'intervento cercheremo di rappresentare come la regolazione nazionale che fa l'autorità ARERA anche nel servizio rifiuti da pochi anni possa diventare matura e contribuire a mantenere i livelli che già abbiamo e a farli crescere nella dimensione della sostenibilità, che deve essere sostenibilità ambientale in primis, ma anche sostenibilità sociale, sostenibilità economica per gli utenti in primis, ma anche per le aziende, perché solo aziende sane che hanno un buon equilibrio economico-finanziario riescono a fornire servizi di qualità per l'ambiente e per gli utenti. Quale sarà il tema del suo intervento? Sì, il tema dell'intervento è la trasferibilità al servizio di gestione dei rifiuti urbani delle metodologie che ARERA ha messo in campo per il servizio idrico. Entrambi sono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ma ciascuno ha la sua specificità e pertanto qualche ragionamento anche in sede locale è necessario fare. Quindi tratteremo di questi temi e della sensibilità che fino ad oggi è stata attuata appunto da parte delle amministrazioni comunali nei confronti del proprio territorio. Cercheremo di prendere le migliori pratiche per tradurre in valori, numeri di qualità. Quali sono le migliori pratiche secondo la sua esperienza? Le migliori pratiche sono diverse proprio perché ci sono specificità diverse nel territorio. Faccio degli esempi. Abbiamo un'area turistica litoranea appunto, quindi abbiamo città come Trieste ma anche Lignano e Grado che hanno delle necessità particolari, così come possiamo pensare alla montagna che ha altre importanti criticità da risolvere e allo stesso tempo i comuni capoluogo di provincia hanno alcune necessità diverse rispetto a tutti gli altri comuni, quindi potremmo ragionare per aree omogenee per fare dei ragionamenti sull'organizzazione del servizio. La mia relazione si tratta di fare un parallelo tra la regolazione della qualità tecnica e quindi della qualità che noi offriamo ai cittadini tra il servizio idrico e il servizio ambientale. ETRA è una società multi-utility che svolge il suo servizio su tutte e due, sia l'idrico che l'ambiente, e adesso che la nuova regolazione prevede anche per l'ambiente il controllo da parte di ARERA della qualità del servizio che diamo ai cittadini, io proverò a fare un parallelo su questi temi, di questi due servizi che sono uno molto più avanti dal punto di vista della maturità del controllo della qualità, l'altro invece all'inizio, e può essere un ottimo incentivo per migliorare appunto la qualità sia erogata ma anche quella percepita dai cittadini.
Qual è lo stato di salute del settore idrico e del settore ambientale in Italia? Allora l'Italia è un po' divisa, ci sono dei territori un po' più avanti e un po' più indietro. Il settore ambientale in Veneto e in Friuli Venezia Giulia è in uno stato molto avanzato rispetto al resto d'Italia, ci sono percentuali di raccolta differenziata molto elevate, nel Veneto siamo intorno sopra l'80%, a Friuli Venezia Giulia simile, e questo dà un ottimo risultato in termini di impatto ambientale. Sull'idrico il servizio è migliorato moltissimo dall'avvento della regolazione ARERA, dal 2012 sostanzialmente, e gli investimenti sono decollati, sono a livelli sopra i 100 euro ad abitante in alcune aree dell'Italia, ci sono più velocità nel territorio, però questo ha consentito di migliorare enormemente la continuità e la qualità del servizio. Tanti gli investimenti da parte della vostra azienda negli ultimi anni, quali? Abbiamo fatto parecchi milioni di investimenti sul territorio. Ci siamo occupati soprattutto di depurazione e fognatura, non tralasciando ovviamente anche la sostituzione, è stato un fiore all'occhiello per noi, la graduale sostituzione delle condotte in cemento amianto, che poi comporta naturalmente di conseguenza anche il miglioramento per quello che riguarda le perdite. I numeri sono importanti, abbiamo quasi 180 milioni di euro già realizzati e nel corso della nostra concessione saliremo sopra i 200 per una realtà diciamo medio-piccola come siamo noi, direi che siamo abbastanza avanti diciamo, come investimenti. Proseguiremo ovviamente in questo percorso pur mantenendo un livello di tariffa sempre calmierato, perché questo è ovviamente ciò che viene più percepito dagli utenti, anche se gli interventi sul territorio sono indispensabili per il futuro. Quella di oggi è un'occasione anche per fare un confronto tra addetti ai lavori nel vostro settore. Sì, ci sono vari interventi in questa tavola rotonda dove verranno toccati molti aspetti, alcuni un po' più delicati, altri dei rapporti con gli utenti che sono sempre oggetto di confronto e anche di una giusta percezione del lavoro che viene fatto. Alle volte proprio il settore dell'acqua non è proprio visto nella sua natura, non ci vedono, insomma, se il rubinetto funziona vuol dire che ma dietro c'è un grande importante lavoro anche di investimento di uomini.